C'è anche il piacere del concetto di un libro che è già stato letto, che passa di mano in mano, che ha una sua storia. Ormai a Treviso non è più una novità spulciare i libri in mezzo al mercato. Tra le bancarelle di vestiti, indumenti, gastronomia e prodotti vari, perché non sfogliare le pagine di un romanzo, di un saggio, di un racconto? La sfida dei sandonatesi Roberta Brozzolo ed Emiliano Vianello è stata vinta da un pezzo. Il nostro slogan è libri in transito per lettori di passaggio, perché già il libro è un transito tra chi lo scrive e il futuro lettore. Quindi nel caso nostro sono libri di seconda mano, in più siamo ambulanti, quindi ci spostiamo continuamente e la frase per lettori di passaggio non significa soltanto per quelli che passano camminando davanti alla bancherella, ma è di passaggio che se hai letto un bel libro puoi passarlo, come fosse un testimone, a un amico, a un genitore, a un figlio, a qualcuno. La bancarella dei libri usati con il suo pubblico eterogeneo. La nostra vuole essere una proposta trasversale che va dai libri per bambini ai libri per cucina, la saggistica, la narrativa, più o meno di genere, e poi l'autoriale, un po' di tutto. I veri lettori sono trasversali. Meglio qui o in libreria? Boh, Dio, non saprei fare un paragone. Qui trovo cose che in libreria non trovo. Meglio qui. Un'attività che ormai da 4 anni impegna gli ambulanti della lettura in più piazze. Lunedì siamo a San Donà, il martedì martedì e sabato siamo qua a Treviso, il mercoledì Oderzo, giovedì Portogruaro e il venerdì siamo a Caccia di Libri. Interrogo i libri e mi rispondono, scriveva Petrarca, e il valore di un libro, nuovo o usato, resta indiscutibile, comunque lo si legga. Ma la gente legge i libri? Sì, assolutamente sì. Ma non è che ci sia la concorrenza degli audiolibri, del digitale? Beh, l'importante è leggere e ognuno sceglie il mezzo e il formato che più preferisce.